Maria Montuschi, sono una logopedista di Milano e lavoro presso lo studio logopedico Parole Tue. Nella giornata di oggi abbiamo riflettuto sulla comunicazione umana, su come avviene e su quali sono le difficoltà comunicative e verbali dei bambini e dei ragazzi ad alto funzionamento e con sindrome di Asperger. Siamo partiti proprio dal riflettere sulle loro difficoltà per poterne comprendere sempre meglio le ricadute che hanno queste disabilità poi nella vita quotidiana e per riuscire poi ad individuare delle strategie comunicative efficaci che possano aiutare a migliorare la loro qualità della vita. Nella nostra esperienza è fondamentale partire da quelli che sono i bisogni del bambino e della sua famiglia e riuscire ad individuare degli obiettivi realistici di intervento sempre per migliorare le sue abilità comunicative e linguistiche. Ed è emozionante quando noi riusciamo a dare una strategia in più, qualcosa in più che può sembrare anche banale, ma che ad esempio è che un bambino torni da scuola raccontando quello che ha fatto, ad esempio per rimanere nel tema della narrazione, e vedere che questo in qualche modo ha migliorato la qualità della vita sua e della sua famiglia.